Un duello all'ultimo punto, quello per la vetta tra Roma e Cotton Club. Per gli uomini di Giuseppucci, dopo la fondamentale vittoria sul campo della Lazio, la sfida contro il Peperino può valere l'aggancio alla vetta, con i giallorossi fermi per il turno di riposo. La squadra di mister D'Amora non sarà però un avversario facile, dato quel terzo posto occupato proprio dai biancocelesti, distante una sola lunghezza. Circolo Sport City, 20ª giornata di Serie A della Lega Calcio 8. Benvenuti a Peperino La Rustica Cotton Club. I saluti di rito iniziale: Cotton in tradizionale maglia nera, Peperino invece in maglia bianca, pantaloncini rossi. Andiamo subito a vedere la lista di convocati da una parte e dall'altra. Partiamo dai convocati della squadra di casa di mister D'Amora. Con la maglia numero 3 c'è Marco Alongi, vice capitano Andrea Scioni e capocannoniere anche della squadra la maglia numero 11, Moreno Barani il 32, Flavio Colasanti il numero 14, Daniele De Eugenio tra i pali numero 22, Paolo Di Gioacchino al numero 5, Luca Di Gioacchino invece il numero 6, Emiliano Muratore numero 7, Mariano Proietti numero 89, Daniel Rossi numero 10 e capitano è Fabio Simone numero 8. Cotton Club invece spicca ovviamente il ritorno di Mario Artistico, maglia numero 10 per lui, già in gol nell'ultima sfida al W contro la Lazio, numero 44 per Alessandro Barbarella, 23 per Cristian Conti, Mirko Forcina alla maglia numero 7, Fabrizio Nolano alla maglia numero 21, Alessio Piccheri come sempre con il doppio ruolo di allenatore e giocatore, maglia numero 21 per lui. In porta ovviamente c'è Simone Santarelli, maglia numero 1, numero 9 invece affidato a Fabio Tinazzi. Quasi tutto pronto per l'inizio del match, arriva adesso con Artistico che ci prova direttamente dalla centrata, c'è una deviazione e l'arbitro assegna il calcio d'angolo al Cotton Club. Cotton dunque che parte ovviamente a trazione anteriore, lo stimolo è quello di ritornare in vetta a pari merito con la Roma. Già questa sera Nolano cambia indietro ma recupera la difesa del Peperino subito, poi però Cotton che gestisce con Nolano senza particolare fretta, arriva adesso però la buona verticalizzazione verso il numero 23 Cristian Conti da terra, ha subito il fallo. Anche nel Cotton assenze importanti, un'assenza importante su tutte, quella del capitano, il numero 21 Alessandro Zamperini, mentre non manca, ma mi sono scordato di leggervelo io, tra i convocati ovviamente già in campo Federico Blandino con la maglia numero 6. Blandino che è il capocannoniere del Cotton, a quota 10 gol in campionato, 10 gol molto pesanti, ha segnato una doppietta nel 3-3 contro la Golbet, ha segnato anche il gol del pareggio al Green Club nella sfida per la vetta contro la Roma. Subito parte Artistico con il sinistro, impatta sulla barriera, poi ancora insiste con il tiro, angola troppo, molto fuori dallo specchio della porta, difesa da Daniele De Eugenio. Peperino avversario ostico sia ovviamente per la posizione di classifica, quarto, solo a -1 dal terzo posto occupato dalla Lazio di Benedetti, ma Peperino anche che non perde da 7 turni, un turno di riposo e 6 vittorie con soli 7 gol subiti. Qui arriva il tiro dalla distanza che non impensierisce Santarelli. Giocala! Bravo! Nolano. Bravo Fabri! Palla arriva sulla sinistra, poi c'è il cambio di gioco su Blandino, prestato da Scione, e poi recupera palla il Peperino che prova a ripartire in velocità, la copertura di Conti, si riparte dalla rimessa laterale in zona d'attacco per il Peperino La Rustica. Seconde palle. Pronto Paolo Di Gioacchino per la battuta effettuata in questo istante, palla verso Proietti che però non riesce a farla sua, insiste comunque il Peperino con la conclusione dalla distanza, vola Santarelli e butta in calcio d'angolo. Fermo là Mario, no alto, su, ecco, Luca. La battuta del calcio d'angolo, sbaglia tutto però qui il numero 8, capitano Fabio Simone,
provato ad impostare l'1-2 con il compagno senza riuscire a intendersi con lui. Artistico, chiuso da 3 uomini del Peperino. Damora ha già fatto capire ai suoi quello che è l'uomo più pericoloso del Cotton Club, appunto quello con la maglia numero 10. Qui buono il recupero di Nolano, subito allo scarico immediato verso Forcina. Blandino ancora per il numero 7, si chiude il triangolo, poi Blandino prova a restituire ancora il pallone a Forcina senza riuscire a trovarlo. Ascione prova la verticalizzazione immediata, gran recupero della difesa del Cotton, era rimasta 1 contro 1, sbaglia poi Conti e allora riparte il Peperino, arriva la conclusione alta sopra la traversa, occasione per il Peperino sui piedi del numero 32 di Moreno Barani. Alongi, Simone, palla per Barani che va a scaricare a destra, situazione difficile per il numero 89 che deve provare a scavalcarne 3, ci riesce con tutti tranne che con Tinazzi su cui commette fallo. Riparte dal calcio di punizione il Cotton Club, troppo lungo però per un controllo dei giocatori in fase d'attacco. Qui la deviazione, Peperino che non riesce a uscire dalla propria metà campo, ci proverà adesso con questa rimessa. La sporca Tinazzi, retropassaggio indietro, rischioso ma che comunque arriva a Simone. Prova Artistico a recuperare il pallone. Palla che poi viene deviata in rimessa laterale, lunga a cercare lo scatto di Barani, controlla Conti, l'uscita del pallone e offre una rimessa dal fondo a Simone Santarelli. Tuta a sinistra, poi ancora Conti, può impostare centralmente, non va da Blandino ma invece cerca subito Artistico che riesce a spizzarla di testa verso Forcina. Va al tiro velocissimo il numero 7 del Cotton, non angola però in maniera tale da riuscire a centrare lo specchio della porta. Bravo Cristiano! Ha fischiato ormai! Qui il fallo su Conti, riprende il gioco, palla in avanti per Forcina che prova a girarsi, offre a Nolano che non riesce però a controllare, recupera poi Blandino. Cotton sempre tutto a trazione anteriore ma che comunque accetta l'1 contro 1 senza difficoltà. Palla su Simone, ancora verso Ascione che non scatta, si dispera il numero 11 del Peperino. Intanto però c'è il calcio d'angolo proprio per la squadra di Damora, con Santarelli un po' incespicato su questo pallone, regalando il calcio d'angolo alla squadra avversaria. Già in 2 che si scaldano sulla panchina di Damora. Arriva intanto la battuta di questo calcio d'angolo, ci ha provato alla deviazione decisiva Proietti, ma ha fatto posizione la difesa del Cotton. E poi Simone che imposta verso l'area di rigore ma trova il fondo. Santarelli, Forcina, non c'è fallo e allora riparte Ascione in 2 sul numero 11 del Peperino, giocatore con più talento che però qui non riesce a farsi beffe di Blandino che infatti subisce il fallo del numero 11 del Peperino che anche a quota 11 gol in campionato, vi dicevo già in fase di presentazione dei protagonisti di questa sfida, che è lui, il capocannoniere della squadra di mister Damora. Riparte intanto Artistico, va ad impostare verso Forcina, l'uscita di De Eugenio con i pugni riesce a riprendere palla Simone,
imposta lui, Mirko, rimani a destra, Mario c'è centrocampo, Ascione, si chiude l'1-2 con Simone e poi il recupero del Cotton con Forcina. Il cambio di gioco tentato sulla sinistra, troppo però sul portiere in anticipo. Prima di tutti arriva De Eugenio. Simone tenta direttamente la conclusione senza impensierire però Santarelli, molto lontano dallo specchio della porta il tentativo del numero 8 del Peperino La Rustica, che poi prova a recuperare su Nolano. Rimane in possesso Blandino al cambio di gioco verso sinistra, verticalizzazione, lo scatto di Artistico, cerca subito Nolano, palla che ritorna da Artistico che va direttamente al cross, ancora una volta De Eugenio che arriva prima di tutti, Simone, Ascione, ancora Simone alla verticalizzazione, qui sbaglia però il controllo il 32 del Peperino Moreno Barani. Giocala, veloce! Palleggio Nolano. Santarelli, Palleggio Cristian! Artistico, scende Riprendi la posizione. molto per dare respiro alla manovra dei suoi. Recupera il Peperino, palla sempre per Simone che è il faro un po' di tutte le giocate della squadra di Damora. Prova la verticalizzazione con il fisico, Conti riesce ad evitare lo scatto di Ascione. Nolano ha un po' di campo, allora se lo prende tutto può provare ad arrivare in zona tiro, danza col pallone, Nolano incrocia, troppo però. Bravo Fabri! Devi giocare alto, non fare il gioco da solo. Vai, Partita frizzante comunque in questa fase iniziale, altro recupero di palla con Blandino, il tiro respinto proprio da Simone, può arrivare un'altra conclusione dalla distanza, arriva invece l'asse ancora per Nolano che sfonda, arriva in area di rigore, la mette al centro per Artistico, copre la difesa del Peperino che però non riesce ad uscire, Cotton che respira e riparte da Cristian Conti, verticalizzazione, arriva il colpo di testa tentato da Forcina, ancora De Eugenio, da sinistra adesso il Peperino, centralmente Proietti, recupero ancora Nolano che arriva in anticipo su Simone, Blandino, palla sulla destra, prova la copertura il numero 3 del Peperino Alongi, che non è stato l'ultimo a toccare, si è ripartiti dalla rimessa dal fondo. Simone, altra verticalizzazione che però riesce a recuperare la difesa del Cotton, che ormai sembra aver preso le misure della manovra offensiva del Peperino. Metà di primo tempo già trascorsa, ancora 0-0, Blandino, Forcina, incrocia, De Eugenio non trattiene, poi però la palla viene spazzata fuori dall'area di rigore. La battuta della rimessa laterale si fa vedere Forcina al centro dell'area di rigore, prova a girarsi Forcina ed è il vantaggio del Cotton Club da rimessa laterale, palla a Forcina, si gira in un fazzoletto ed è 1-0 per il Cotton. Regà, il ritmo è basso, Mirko, andiamo, Mario, andiamo, La dai e ti fermi. Fabri, va bene, Dai, Non più dei 2-3 tocchi. Non la portare. Allora, fai il zampolito. È pronto anche De Eugenio, può riprendere il gioco. Peperino sotto al 14esimo, il gol di Forcina. La verticalizzazione per Barani, la palla che arriva ad Artistico, prova a partire, Artistico da terra, De Eugenio che respinge. Bravo Mario, bravo Calcio d'angolo Cotton Club
in 3 a saltare all'interno dell'area di rigore. Arriva la spizzata per Conti, la palla era perfetta per il numero 23 che però non è riuscito a centrare lo specchio della porta. De Eugenio, ancora altro recupero con Blandino, pallone che esce fuori dal campo, rimessa Peperino. Sei solo, vai! Adesso temporeggi, Sedani! Alla sulla destra, poi centralmente tentato il servizio per Simone, palla pericolosissima che, che il Cotton Club stava per recuperare. Simone prova lui a ragionare, va centralmente da Moreno Barani, rimane in possesso di palla il numero 32 del Peperino, scarica da Simone che allarga il gioco sulla destra, arriva il cross al centro dell'area di rigore, prima di tutti arriva Santarelli. No, non lanciare, Forcina. Giocala! Bravo! A rimorchio Nolano Cristian, gioca! e poi Blandino. Bravo, bravi! Muovila! Nolano, Piccheri continua a predicare una maggiore circolazione di palla dei suoi, qui gli hanno dato ascolto, però la palla si è persa sull'out di destra, mentre il gioco si ferma per il primo time out del match. Cristian scivola! Quasi tutto pronto per la ripresa del match, 16° di primo tempo, Cotton in vantaggio 1-0 con il gol di Mirko Forcina. Fischio del direttore di gara, appunto riprende il gioco con la rimessa del Peperino. Piccola Santi che prova a recuperare il pallone, ma alla fine commette fallo sull'avversario. Forcina, buono lo spunto poi Alongi che recupera per la difesa del Peperino, porta palla lui, va da Simone, passaggio un po' telefonato su cui prova ad arrivare Nolano. Arriva intanto la conclusione all'improvviso, è scoperto qui Santarelli, il Peperino va al gol dell'1-1. Nolano! Fabrizio, vieni! Daniele! Se lascia perdere, lo sostituisco, vieni qua. Nolano, vieni! Oh, Barba entra. Daniele! Centrale! Asino! Cristian, non serve, dai. È finita, falli fatti. Dai. Oh, raga, noi ci dobbiamo buttare a vincere, se dobbiamo buttarli di là, Oh, dai. Qualche diverbio dopo il gol del pareggio del Peperino. Cambio voluto intanto dalla panchina del Cotton, è entrato Barbarella, è uscito per il momento Fabrizio Nolano. Conti, Peperino molto cinico comunque, che è riuscito ad approfittare sostanzialmente della prima occasione importante che ha avuto, sfruttando anche una grande densità di uomini davanti a Santarelli, che non hanno permesso sicuramente al portierone del Cotton di vedere partire la conclusione del Peperino. Recupera ancora il Cotton, Santarelli. Allineati, aspettiamoli! Si fa vedere Conti, ha un po' di spazio centralmente, subito alla verticalizzazione per Artistico, gioco che si arresta per il fallo di mano del numero 10 del Cotton, che qui comunque abbiamo visto una grande reattività degli uomini d'attacco del Cotton, che poi vanno subito in pressione sul Peperino, in particolare su Simone. Riesce adesso ad andare sul pallone, Proietti prova ad andare da Barani, Proietti ancora per Barani, copre la difesa del Cotton, si passa per Conti, rimangono i due d'attacco del Peperino in pressione sui difensori del Cotton, che possono ripartire. Tinazzi
poi palla a Cristian Conti, Ma niente, va bene l'idea, va bene l'idea. cercato artistico senza riuscire Raga, a mettiamo un po' trovarlo. più di intensità, È solo una questione di intensità, De Eugenio, Simone, Raga, non ancora può. De Eugenio, Brando, rimani là, Fabio. riprende il pallone per andare alla rimessa lunga con Sì, può. la palla che arriva a Barani, prova ad andare da Simone, invece alla fine il pallone è recuperato da Colasanti che prova lui ad andare al tiro. De Eugenio ancora insiste, ma la palla si perde fuori dal campo di Sport City. Il secondo time out del match. Artistico ha provato con il tacco senza riuscire a trovare la sovrapposizione del compagno. Si riparte dalla rimessa dal fondo. De Eugenio lungo, palla per Barani, fallo evidente su Conti. Conti, palla sulla sinistra, poi Nolano, Blandino per Forcina, tiene il possesso di palla con il tacco, va a servire Blandino che incrocia. Messa dal fondo dovrebbe essere il verdetto finale, anche se c'è un'indecisione tra i due direttori di gara. Intanto arriva la battuta del calcio d'angolo, si ripartirà ancora dalla bandierina. Uno davanti, uno dietro, no? E una a destra e una a sinistra. Uno davanti, uno dietro. Non l'hanno sulle respinte, sono tutte e due, le respinte, Parti da più dietro. Fabio! Lui fuori, tira lui! Fischio del direttore di gara, stavolta sul molto esterno il calcio d'angolo, conclusione, palo e il vantaggio ancora del Cotton Club, il tiro dalla distanza che va a beffare De Eugenio, torna in vantaggio il Cotton, è 2-1. C'ha 700 presenze, pensi che t'ha visto? Dani, Cristiano, alziamo un po' il livello, dai, alziamo un po'. Alziamo l'intensità, dai. Fase difensiva, 22:30 sul cronometro, Dai, Cotton che torna in vantaggio Aspetta. dopo il pareggio realizzato da Flavio Colasanti. Simone per Colasanti proprio, poi Barani, adesso t'allarghi, Simone, adesso ti allarghi, rientra. palla per numero 89, recupera Barbarella, va subito verso Artistico che gira ancora per Barbarella, non si chiude l'1-2, c'è il salvataggio di Proietti, vicinissimo però al palo. Peperino. Ancora battuta del calcio d'angolo, sempre sull'esterno, Colasanti resiste al tentativo di fallo, l'arbitro allora decide di non fischiare, recupera Blandino con Colasanti che prova a disturbare la manovra del Cotton. Nolano, Artistico ancora, fra tre, e poi il fallo commesso dal numero 10 del Cotton, dato in una zona densa di uomini in maglia bianca, soltanto ne due, non è riuscito sul terzo. Tutto pronto per il calcio di punizione, preferisce giocarla il Peperino. Colasanti, sempre dalla corsia dove ha realizzato il gol dell'1-1. Alongi centralmente, Barani fra due, anche da terra, ancora Moreno Barani, chiuso, non c'è fallo secondo il direttore di gara, la verticalizzazione immediata su cui non può arrivare Mario Artistico. Colasanti, Gioca. avanza Colasanti, scarica sulla sinistra, Alongi, sbagliato il passaggio, recupera Blandino, passa per Conti, si allarga sulla sinistra il gioco del Cotton Club. Nolano, centralmente ancora per
artistico a terra senza fallo. I due direttori di gara stanno facendo giocare molto, la palla rimane in campo, Barani si gira, ancora il numero 32 del Peperino, Barani con Blandino, mette fallo il numero 6 del Cotton. Mario, barriera. Fischia lei? Nolano, tu, Barbarella e Mario. Ma sei sicuro che quanto Mario aveva preso il tempo? 2 minuti. 2 minuti Mario. 3 gli uomini sistemati in barriera da Santarelli, pronto alla battuta del calcio di punizione il capitano del Peperino, Fabio Simone. Se la gioca vai qua. Nolano, se la gioca corta esci tu qua su 14. Non ti aprire. Fermo Mario. Non muove le gambe. Parte Simone, riesce Sei Barba, così. ad andare oltre la barriera. Lasciala. La deviazione, si riparte dalla rimessa del Peperino. Vediamo se l'arbitro farà ancora giocare oppure sancirà la fine di primo tempo. Simone, subito la verticalizzazione, ma il gioco si ferma, è rimasto a terra Fabio Simone, mentre nel frattempo l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Ok, dei due portieri, il fischio del direttore di gara, altri 25 minuti tra Peperino e Cotton Club. Cotton che sta facendo il suo in vantaggio per 2-1. Con questo risultato aggancerebbe la Roma al primo posto. Artistico, È dietro! la rimessa è del Peperino. Colasanti, numero 14, cerca il sostegno di un compagno, riesce a trovare il numero 5 che va subito al cambio di gioco. Retropassaggio per l'uscita di Santarelli. Lungo, arriva Colasanti, va da Simone che tenta direttamente la conclusione, respinta però dalla difesa del Cotton. Poi Barbarella non trattiene il pallone nel rettangolo di gioco. La rimessa è ancora del Peperino. Simone per Colasanti. Barba stretto. Serie di malintesi, la palla comunque rimane in possesso del Peperino che la gestisce con il neoentrato, il numero 10 Daniel Rossi. Colasanti, Lascialo Fabio, così. Daniele non l'attaccare. Di Gioacchino, si fa vedere centralmente Colasanti, riceve infatti adesso il pallone. Di Gioacchino, Simone, avanza il numero 8, poi la conclusione è tentata dal 7, ancora Simone che insiste, ha cerchiato però può solo accontentarsi della rimessa in zona d'attacco, già battuta verso Di Gioacchino, centralmente Colasanti riesce a mantenere il possesso, evitare di farsi recuperare dalla pressione alta del Cotton che recupera adesso però con Blandino e poi riparte con Barbarella. Al tiro Barbarella, ci arriva De Eugenio. Mario, centrale, vai. Gioco che non si arresta. Allora ci riprova il Peperino, sempre con Simone che scodella però dove non c'è nessuno dei suoi compagni. Recupera senza difficoltà la difesa del Cotton, ancora la verticalizzazione verso Artistico, esce un altro pallone fuori dal campo. Stiamo gli attaccati al culo, Fabio. C'erano 2 palloni in campo, vai. Fabio, fa più stretto, per favore, fa. Vedi la frittata dietro l'angolo che Blandino Blandino male. alla rimessa a terra, finisce Barbarella, calcio di punizione Cotton. Le preventive un po' più veloci, del Blandino, Cristian, un po' più corti, Brando, ascolta Cristian e Fabio, sta più corto. Ecco, fermi là. Roma ci sta partita. Arriva adesso il terzo uomo in barriera, sistemato da Daniele De Eugenio.
Pronto Mario Artistico alla battuta del calcio di punizione. Arriva adesso il fischio del direttore di gara. Parte Artistico con il mancino. C'è la deviazione fuori dallo specchio della porta. Calcio d'angolo per il Cotton Club. Blando verticale. Ecco, fermo là, Blandi. Fermo. Arriva adesso il tiro. Poi Simone prova ad andare da Daniel Rossi. Troppo lungo il passaggio per il numero 10 del Peperino. Dai! Conti avanza lui, Artistico prova a spizzarla, arriva alla conclusione su cui in qualche modo riesce ad arrivare Daniele De Eugenio. Salva i suoi ancora una volta il numero 22 del Peperino, riparte dal corner il Cotton Club, tutto a trazione anteriore anche per arrivare al gol del 3-1. La battuta, Conti non riesce a coordinarsi per il tiro, riparte allora Simone, torna però indietro il Cotton, prova Rossi su Blandino, Rossi ancora, il recupero anche di Nolano, la palla deviata finisce sull'esterno della rete, rischia però la difesa del Cotton. Battuta del calcio d'angolo, però sull'altro corner allora se ne incaricherà Flavio Colasanti per Simone. L'1-2 sempre con il numero 14, Colasanti che si coordina per il tiro, poi Artistico recupera palla Colasanti, lo scarico verso Rossi, Simone prova Simone poi a cercare il compagno Emiliano Muratore senza riuscire però a trovarlo, e allora Tinazzi ancora per Mario Artistico, incrocia, posizione molto difficile, ci arriva De Eugenio senza difficoltà, altra verticalizzazione, Tinazzi di petto, gioca per Conti, poi Nolano, gira sulla destra, Blandino, ritorna da Tinazzi, Barbarella, Mario! chiesto sostegno Mario! ai due uomini di attacco del Cotton che ci arrivano adesso con Barbarella, rimessa del Cotton di cui si incarica il numero 6. Cambio davanti per il Cotton, rientra Forcina, fuori Mario Artistico. Nolano, Blandino per Tinazzi, ha un po' di campo a disposizione, sceglie di andare da Nolano. Conti verticalizza, Barbarella però con la deviazione la restituisce al Peperino, che prova allora a ripartire con Colasanti. 7 minuti sul cronometro, arriva il lancio lungo prima di tutti in anticipo, Simone Santarelli, Blandino cerca Forcina, colto in controtempo, De Eugenio, Di Gioacchino, scambia con l'altro Di Gioacchino, il numero 6 che ritorna nuovamente in possesso di palla, si fa vedere Colasanti, adesso in possesso il numero 14 della squadra di mister Damora, poi Rossi messo a terra, Barbarella in maniera irregolare. Ma raga, andiamo a fare quest'altro gol, raga. Daniele, ho bisogno che accorci, che ti muovi. 8 minuti. Oh, ho bisogno che mi fai movimento. Se stai fermo a aspettare la palla, quello lì ha fatto 150 categorie, del mio sempre. 8 minuti trascorsi
dall'inizio del secondo tempo va ribattuto il calcio di punizione, arriva adesso un fischio lampante da parte del direttore di gara. Si riparte allora con il recupero della difesa del Peperino. Colasanti, Così e lascia. pressione dei giocatori del Cotton, verticalizzazione allora a cercare di scavalcare il centrocampo. Conti, Tinazzi, Barbarella di prima va a girare per Forcina, in qualche modo riesce la difesa del Peperino a recuperare, un po' troppo angolata la palla per il numero 7 del Cotton, che poi evita la ripartenza della squadra di casa, che dovrà ripartire da una rimessa laterale con il Cotton ovviamente in pressione. Così. Nolani, torna centrale. Colasanti, Più stretto. scarico e comodo sulla sinistra, si ripassa per il numero 14 Adesso arriva Daniele. E lascia il difensore Di Gioacchino. centrale. Sulla tre quarti cominciamo. Fallo palleggiare. Ancora Colasanti, Ora si comincia. palla per Rossi che prova direttamente il tiro e finisce sulla rimessa laterale. Ci dovrebbe essere stata deviazione, dunque dovrebbe essere rimessa in zona d'attacco per il Peperino, invece no, è solo rimessa del Cotton. Ovviamente Peperino in pressione, che deve cercare di recuperare questo match. Forcina qui sbaglia l'entità del passaggio, la rimessa sì che questa volta è per il Peperino. Rossi, Colasanti, Bravo Fabio. adesso a ricevere il possesso del pallone, quasi da regista vicario. Oltre a Simone anche il numero 14 prova spesso la verticalizzazione, adesso prova anche a partire di prima, allarga sulla sinistra, Alongi va al cross centrale, recupera Nolano e spazza, prova direttamente ad andare da Forcina che non riesce ad agganciare, allora arriva a ripiegare la difesa del Peperino. Altra palla sempre impostata da Flavio Colasanti, avanza, prende un po' di campo quello che ha a disposizione, poi scarica da Di Gioacchino sulla destra, ancora centralmente per il numero 14, va da Simone, può andare al tiro Simone, ancora altra deviazione, ancora sopra la traversa di pochissimo. Sullo scambio, Daniele. Oh, Appoggiate su possessione di palla. Ha detto che insomma sono deviazioni rischiose che finora comunque hanno dato ragione alla difesa del Cotton. Vieni. Spazza poi proprio la difesa del Cotton, allora insiste Simone, sempre da destra, Di Gioacchino rimane in possesso di palla il numero 5 e scarica a destra. Anche il Peperino prova ad alzare il ritmo in questa fase centrale di secondo tempo. Simone allarga a sinistra, la sovrapposizione, c'è anche però il raddoppio di marcatura con Blandino e Nolano. Muratore prova lui, ma rimane sostanzialmente isolato, poi arriva un cross dal fondo dell'area, ovviamente ad arrivarci prima di tutti è Simone Santarelli. Aiutalo! Santarelli lungo, il colpo di testa di Forcina, riesce ad andare da Barbarella, poi una conclusione Bravo Barba! molto angolata. Barbarella aveva lasciato il tiro al compagno, ha sprecato questa occasione. Tanto li vedete sullo sfondo riscaldarsi i giocatori di Golbet e Cottini. Prossima sfida in programma qui sul campo 1 di Sport City, al termine di Peperino Cotton, di cui potremo ancora gustarci altri 12 minuti e mezzo, la seconda metà di secondo tempo, con il Cotton in possesso. Blandino sterza, va da Nolano, pressato da Simone, rimane in possesso di palla il numero 24 Tinazzi e poi ancora Blandino, lo scarico indietro verso Cristian Conti, può provare lui la verticalizzazione, la effettua, cerca ovviamente Forcina, sempre di testa, difficile però con la marcatura stretta sul numero 7 del Cotton. Recupera Nolano intanto, senza fischi del direttore di gara. Barbarella allo scarico, Nolano, Tinazzi, che lui ha sostegno della manovra offensiva, e poi ancora da Cristian Conti, sempre per Forcina, triplicata la marcatura, prova ad arrivarci Simone. Forcina tocca il pallone, ma è anche l'ultimo a toccare la rimessa già battuta dal Peperino. Solo!
altro recupero con Barbarella, può arrivare al tiro, Barbarella, la risposta ancora di De Eugenio. Bravo Barba! Non ci Poi non riesce tiro. ad andare, Forcina la ribattuta, mentre arriva il time out del secondo tempo. Circa 10 minuti prima del triplice fischio del direttore di gara, il match ancora in bilico, ancora sul 2-1. Colasanti Cercascione rientrato per questa fase finale di partita. Colasanti, pressione Forcina, rimane in possesso di palla il numero 14, poi scarica verso Ascione che prova ad accentrarsi e subisce il fallo. Daniele, fa movimento, da. Fatti la volta. Sulla palla. Oh. Emilia. E batti te. Barbarella, Mirko non l'hanno battuto. Vabbè, mi hanno battuto. Ci sono Rossi e Colasanti per la battuta del calcio di punizione, mentre Santarelli ne ha sistemati 3 in barriera. Non vi aprite! Sulla ribattuta del portiere andiamo io subito sotto. Ascio, taglia sul secondo, c'è il buco. Arriva il tocco di Rossi, prova Colasanti la conclusione ma si fa rubare questo pallone. Cotton che allora prova a ripartire, palla per Forcina da destra, arriva anche Nolano. Dai, E arriva il gol del 3-1, qui non riesce De Eugenio a Oh, raga, non salvare rischiamo, la sua squadra, è 3-1. Diciamo sul possessore di palla. Oh, Ali Cristian a giocare. Gol importantissimo questo, realizzato da Forcina. C'era anche Dai Mirko! C'era anche Dai, insomma, Daniele, la dai, Daniele. possibilità C'è da spingere di adesso, Dani, servire dai, Nolano che arrivava a sostegno dell'azione offensiva. Ha Dai, fatto Fabri, tutto da solo Forcina, rischiando molto, ma comunque riuscendo a battere De Eugenio. Questo ovviamente quello che conta, il parziale che recita 3-1 Cotton. Peperino che adesso deve riversarsi nella metà campo offensiva, perde però un altro pallone sempre sulla tre quarti. Barbarella per Forcina, questa volta può andare a servire un compagno, sovrapposizione sul numero 7 del Cotton e lui alla fine è l'ultimo a toccare, anzi no, l'arbitro l'assegna al Cotton la rimessa. Devi accorciare, ma che non si fa a fare la cosa, oh! Rimessa lunga direttamente verso l'area a cercare Barbarella. Nolano prova ad andare da Forcina, chiude la difesa del Peperino, prova la ripartenza Simone, si conquista un fallo importantissimo. Nolano, rimani qua! Bravo Fabri, bravissimo Fabri. Lascialo! Barbarella, lascia Rini! Stretto Nolano, stretto. Qui Barbarella a duello con Alongi. Alongi rimane in possesso, con la Santi gira da Di Gioacchino. Lasciagliela fare, ecco, e ritorna stretto. Dai Barba! Palla sulla sinistra, ancora Barbarella con Alongi. Alongi la perde, poi la riconquista dopo un rimpallo. Palla che alla fine finisce a Nolano, che va subito verso destra con Di Gioacchino che salva e mette in fallo laterale. Sono 17 minuti sul cronometro. Cotton che rimane in attacco con Blandino alla battuta di questa rimessa. Scappa, fallo tattico! Fuori, eccolo. Oh. Ascione centralmente, altra palla geniale per il numero 11 Ascione, la risposta di Santarelli. Barbarella, sempre che si ripete il duello con Alongi, lo spunta il numero 3 del Peperino, prova ad andare centralmente, gran recupero di Conti che poi parte, si fa tutto il campo da solo. Conti allo scarico sulla sinistra, un pelo lungo, può arrivare comunque un cross verso l'area di rigore, si duella invece lì ai limiti della bandierina e il pallone viene messo in fallo laterale. Gran giocata comunque di Cristian Conti. Oh, centravanti,
Grande perché? Grande perché? Oh, non ti fa troppo freddo venire, forse è Barbarella, bravo. Che il presidente del Cotton, Giuseppe Pucci, che sta seguendo il match dalla postazione, si è detto molto soddisfatto della giocata qui del numero 23. Lì, c'è più pure giallo. Tinazzi al cross, ha cercato Mario, la testa di Mario Artistico, rimane centrale, cercherà anche lui il gol in questo match. Sarebbe davvero una notizia se il numero 10 non riuscisse a segnare. Conti qui sbaglia forse l'entità del retropassaggio, il salvataggio però di Blandino, e poi arriva Barbarella, è tutto solo. Saltano un po' gli schemi del Peperino in questa fase. Blandino, Conti, Nolano, Artistico, Conti, Cotton ovviamente senza fretta. Arriva adesso la verticalizzazione per Barbarella, scarico per Nolano, vai via. Santarelli, Devi fare il Conti, centravanti, però devi senza fare una l'esterno. pressione è difficile Non ti insomma cambiare. poter andare a recuperare il pallone a un Cotton che ovviamente in questo momento non ha alcun interesse ad accelerare. Qui la palla arriva ad Artistico, la butta al centro per Barbarella, il salvataggio di Giovanpaolo definitivo. Fermo, è uscito. Serie di rimpalli, il pallone non esce, lo recupera Longi per Emiliano Muratore, si libera dell'avversario, poi va al tiro, ancora deviato, Tinazzi, Vieni Barba, vieni Barba. Attaccalo! buona la giocata qui del numero 5 di Gioacchino, ci ha provato così a sorprendere Santarelli senza riuscire però a centrare lo specchio della porta. Non ti spostare da là! Porco due! 20 minuti sul cronometro, altri 5 per una disperata rimonta del Peperino o per andare a sigillare una vittoria importantissima per il Cotton, quella che sarebbe la vittoria dell'aggancio alla vetta. Conti messo a terra, subisce il fallo. Svegliati, cerchione! No, ma gli ha messo la mano, gli ha messo la mano in faccia, poi sul coperto, poi sul tutto. Guarda che sul 3-1 è un regolamento uguale, eh. Conti, Forcina, triplicata la marcatura sul numero 7 del Cotton, sul rimpallo però sempre possesso Cotton. Conti ancora ad impostare, cercato Artistico, la trova invece Ascione questa palla, poi va da Rossi che rimane in possesso, anzi no, e poi sì, ci prova ancora il Peperino che insiste con Muratore, il cross che attraversa tutta l'area di rigore senza che nessuno Tuo scambio, Barba. sia andato al tap-in vincente. E allora ci può riprovare da corner il Peperino, Colasanti prova forse a giro, Via palla mia! Ancora sopra! Asciò, io devi dare la mano. Mirko stretto! Stretto! E te poreggia quando ti punta, no? Non usci come i doni. Ascione, Fabio, calmo, lasciagli l'esterno. Mario, vai a lavorare, dai. Colasanti centralmente, palla per Ascione, ancora recupero però di Conti e poi Forcina da sinistra, allarga sulla destra dove c'è Barbarella pronto ad andare al tiro, lo effettua adesso, l'uscita però di Eugenio, provvidenziale, butta in calcio d'angolo. 5 minuti. Questo si è stirato. Cari Mori. La battuta del calcio d'angolo, ci prova Barbarella in acrobazia,
senza riuscire a centrare lo specchio della porta. Venite a difendere. Stretto, stretto, lascia la fascia. Ecco, l'hai presa. Sinistra, sinistra, sinistra. Rossi Stretto, vai, vai. da sinistra prova ad accentrarsi, riesce ad andare al cross per Moreno Barani. Tinazzi spazza il Cotton, la palla è per Artistico. Alongi avanza il numero 3 e poi il salvataggio di Forcina. 2 minuti ancora prima del termine del match, allineato alla perfezione anche il nostro cronometro con quello del direttore di gara. Allora Conti si fa vedere Forcina, c'è anche Artistico a recuperare questo pallone, raddoppiata la marcatura sul numero 10 del Peperino. Ascione avanza lui, va da Rossi, può andare al tiro Rossi, la deviazione di Barani e poi mette palla a terra e mette soprattutto ordine Cristian Conti. Altro lancio lungo, sempre il Cotton a mettere palla a terra, a provare la ripartenza senza fretta però. Tinazzi scusatemi, Artistico avanza lui, prova a rimanere in possesso di palla in 3 su di lui, uno sicuramente l'altra volta, c'è il fallo ai danni di Mario Artistico. Secondo me questo pallone, perché io sto vedendo tutti contro tutti ma canto d'occhio. Ditemi voi, Mirko, ditemi voi che te le fa, a me mi sembra la partita su Bude. Ma giocate sta cazzo di palla, sembrate handicappati, sembrate il dopolavoro, regà, il dopolavoro. È così, Barbarella così, Mirko così, Mario così. Ancora qualche istante prima della battuta di questo calcio di punizione. Ricordiamo insomma che questi 3 punti sarebbero fondamentali per il Cotton, sarebbero l'aggancio alla Roma di Ferretti capolista, Roma che poi sarà impegnata giovedì in Coppa Italia proprio contro il Peperino. Ancora qualche istante prima della battuta del calcio di punizione. Arriva adesso il fischio, parte Artistico fuori dallo specchio, senza deviazione si riparte dalla rimessa dal fondo. Vediamo insomma quanto l'arbitro deciderà di far giocare, considerando insomma gli ultimi 30 secondi che non si sono giocati. Probabilmente questa sarà l'ultima azione per il Peperino. Allora Ascione, il tiro, poi arriva una deviazione di Barani fuori dallo specchio. Non c'è più tempo, il direttore di gara con il triplice fischio segna la fine di questo Peperino Cotton, vince il Cotton Club 3-1. Il Peperino prova a infastidire la corsa verso la vetta degli uomini di Giuseppucci, che non mancano la missione e agganciano la Roma in vetta alla classifica.